Taglio del nastro della viabilità di accesso alla prima zona industriale di Porto Marghera, dopo 3 anni di cantieri e un investimento di 21 milioni di euro, 17 dei quali finanziati dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Questo raccordo serve per unire di più Mestre e Marghera, unire di più Piazzale Roma con questa logica qua, con questa area del Vega e di tutta quanta la parte universitaria di via Torino, consente alle persone di Mestre di poter andare in entrambe le direzioni. Sembra incredibile, una volta andavano a una parte sola, ma soprattutto a Marghera di poter arrivare a Mestre da più parti, e ci libera la possibilità di una pista ciclabile che viene da Marghera lungo la nuova piscina, lungo la mura di Fincantieri, arriva in bicicletta, si può arrivare in bicicletta direttamente a Venezia. Opera facente parte dell'accordo di programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa e sottoscritto nel gennaio 2015. Non c'è più il semaforo per l'attraversamento pedonale degli operai di Fincantieri, che costituiva di fatto una barriera soprattutto negli orari di cambio turno. Quindi questo passaggio con le fermate dell'auto sono state spostate al di sotto del cavalcavia principale.